Un colpo di fucile partito accidentalmente, l'amico rimane ferito, un incidente che poteva sfociare in tragedia. È successo giovedì sera in una casa di campagna in via Campeio a San Nicolò di Portogruaro. Un 22enne aveva appena acquistato l'arma a uso sportivo e regolarmente detenuta ed è corso dal suo amico di vecchia data per mostrargliela entusiasta. Mentre la maneggiava però è partito il colpo e la pallottola calibro 22 esplosa accidentalmente, come accertato dai carabinieri di Portogruaro giunti sul posto, ha colpito al petto il ragazzo che stava di fronte. L'amico nel panico ha chiamato il 118, mentre nel frattempo è arrivato il papà a soccorrerlo. Il ragazzo era a terra, piegato, ma non ha mai perso i sensi. Quando sono arrivati i militari dell'Arma, infatti, riusciva ancora a parlare, confermando che l'amico era andato a casa sua per mostrargli la carabina e che quanto accaduto era stato effettivamente un incidente. Dal pronto soccorso è stato allertato l'elicottero per il trasporto immediato del giovane ferito all'ospedale di Mestre. Ricoverato, il 22enne non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 30 giorni. Per tutta la notte i carabinieri hanno interrogato il responsabile dello sparo.